Right is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. È vero. Ma sei GP? Sì! Vecchio amico mio! Ma ti ricordi di me? No! Ma come no? Ma no! Ma no! Ma sì! Ma no! Ma tu sei già! Ma ciao! E come stai? Stai bene come un po' sudato? Com'è? Insomma, caro Gianni! È un piacere rivedete! Scusa, tu sei GP? Sono io GP! E tu sei Gianni! Lo so, lo ricordo bene! Come va? Ma a me va bene, quello che non riesco a capire è te! Quello io sto benissimo! E come vai? Ti trovo in gran forma, Gianni, molto bene! E allora sta dicendo il giornale, vediamo un po' cosa sto dicendo il giornale! Quanti questa mattina! Quanti questa mattina? Oggi! Senti, come va? Scusa, a me va molto bene, stanno andando bene gli affari, ho cambiato lavoro, adesso... lo so, brutto mattacchione! Lo so! Ma non riesco... Te, mi ricordavo di te che non sei a casa, a posto, tranquillo. Ma perché non mi trovi in gran forma? No, molto bene, ma questo piccolo... questa piccola pernacchietta che ci stanno mai? Ah, perché si vede? No, da adesso poi andiamo a guardare il capello, sono tutti i miei. Una cosa piccolina. Cosa? Vuoi guardare? Ma guarda che bello orecchio. Vuoi lavare che? Perché no? Grazie. Sai che parlare da là? Parlo da qui. Prova. Arriva lo stesso vicino. Perché la stanza parte lo stesso. Quindi, senti, come va? Come stavo dicendo, a me la dovresti fare, adesso faccio l'imprenditore, ma io vorrei sapere, ma te c'è? Ah, devi devi sapere? Minuti la foto. Devi sapere che io, qualche anno fa, ho avuto un incidente con la macchina in una curva, c'era un tir, ho passato lo supero, l'ho superato, c'era un altro tiro, ho fatto porca puttana, giù burrone, macello, guarda lì. La macchina si è distrutta e io non mi sono fatto niente per rimanere solo che da addosso, ma questo piccolo ticchio.
Non si preoccupare, il nome mio, non si preoccupare, vai tranquillo. Vado tranquillo. Vai tranquillo. Gianni, Grazie. sei sempre stato un caro amico. Anche tu. Veramente. Fermo lì. Gianni, stai facendo? Ciao, allora vado a tirare via sta cosa di ragazzi. Ciao Milano. Ciao Gianni. Ciao. Via. Lei per caso conosce... C'è qualcuno che conosce via col fazzolettino? Via Stracozzi di Stracazzi? Va bene, via Stracozzi di Stracazzi, andiamo. Studio del dottor del Neni, Stracozzi di Stracazzi. Vado a bussare dall'altra volta. Quando io dall'altra parte, mi vedi? Ma vai tu dall'altra parte. Dov'è adesso? Aspetta! Chi cazzo non vuoi il rumore? Io! Aspetta! Oh. Aspetta, io... Mi becco, per favore. Vedo la stessa cosa di là. Sì, io rido quando... Dream! Dream, 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 non capisce, dream, non capisce, non capisce. Chi è quello? La dottora quello. Buonasera, buonasera, lei dottor? Ah, è l'assistente, posso vedere prendo la porta, l'abbiamo chiusa. Molto piacere, salve. Con questo cucchiaio di testa? Ah, per proteggerla, bene, beh, sì, perché è in piscina con la crevetta, anche in caso della luna, tanto, il dottore c'è, no, non ce l'ho, ma dico l'amico mio di venire qua in via Stracozzi in Stracazzi. E ha detto di venire a via Stracozzi. Il dottore, c'è il dottore? Sì. E c'è, chi è che l'ha mandato? Chi l'ha mandato? Chi l'ha mandato? Ma chi mi l'ha mandato? Ma pensa un po' chi mi l'ha mandato? Vabbè, il dottore c'è, mi faccia parlare con il dottore che mi devo più male, mi sembra, Il dottore del Buonasera. Buonasera. Sono il dottor Del Neni. Dottore. Mi dica. Quasi quasi me ne vado a casa. Ma si accomodi. Ma si accomodi. E un'altra a testa. Dottore, Mi dica. io
tempo tornerà di nuovo una persona normale. Allora, una settimana qua con voi, e mi basta tutto. Ehi, dottore, Al massimo due, non di più. al massimo due. Stia tranquillo. Allora, poi Piccoli,